cordiale saluto a tutti voi e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Italea Veneto, questa rubrica di Radio ABM che vuole dare spazio alle molteplici iniziative dell'Associazione Radici Venete, che ha vinto il bando del PNRR Turismo delle Radici per quanto riguarda la Regione Veneto e ha preso in mano appunto questa talea che si chiama nel nostro caso Italea Veneto. Abbiamo già fatto un'intervista alla stessa vicepresidente di questa associazione, nonché sindaco del comune di Vigo di Cadore. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Raffaella Damiano, assessore del comune di Belluno, il capoluogo della nostra provincia. Benvenuto assessore. Buongiorno, grazie Marco e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. L'obiettivo ovviamente di questa rubrica è di promuovere a livello turistico, a livello culturale il territorio veneto. In questo caso ovviamente parliamo del capoluogo bellunese. Siamo davvero contenti di avere qui con noi l'assessore alla cultura. Diciamo che l'Italia in giro per il mondo è conosciuta ovviamente per la sua cultura, che parte già di per sé dalla lingua italiana, che è molto studiata a livello mondiale, e siamo ben orgogliosi anche di promuovere il territorio di Belluno. Quindi assessore, come può promuovere per tutti i bellunesi e comunque i veneti che saranno intenzionati come discendenti a riscoprire il nostro territorio? Prego assessore. Ma intanto mi piace iniziare ricordando che oggi proprio è il giorno inaugurale del G7 della cultura in Campania, e in questo senso senza retorica possiamo tranquillamente affermare che l'Italia tutta dei 1000 campanili è una superpotenza mondiale in tema di cultura. Quindi noi dobbiamo far scoprire o riscoprire le nostre meraviglie agli italiani in primis e ai tanti turisti stranieri poi. È chiaro che il mio compito è quello di perorare la causa soprattutto del comune capoluogo, ma in questi 2 anni di amministrazione ho inteso intessere delle relazioni anche con altre realtà al di fuori della provincia di Belluno e all'interno della stessa, perché la logica, io credo, in ambito culturale non può essere quella del piccolo orticello, ma una divisione di insieme, quindi in collaborazione, in coordinamento con tante altre realtà. Se questo è il metodo, poi nel merito è chiaro che la città di Belluno ha talmente tante meraviglie, talmente tante bellezze che non possono che essere ricordate. Penso ad esempio al Palazzo della Prefettura, oppure all'auditorium che di recente verrà riaperto, è stato restaurato e verrà a breve riaperto alla fruizione della cittadinanza, con scopi musicali e quindi culturali, ma anche di conferenze. Penso anche allo stesso Palazzo Rosso, che è un palazzo dell'Ottocento, la sede del municipio cittadino, al cui interno vi sono degli affreschi di autentica bellezza fatti da un pittore bellunese, Giovanni de Min, nella prima metà dell'Ottocento. Penso al museo Fulcis, da poco denominato Sebastiano Ricci, in ricordo di un illustre pittore cittadino. Quindi, come si può notare da questa breve ma significativa esemplificazione, le bellezze, le meraviglie architettoniche, storiche e quindi in ultima analisi culturali della città capoluogo sono davvero tante e vale la pena di visitarle quotidianamente, anche per farle apprezzare a chi magari vede ma non guarda. Quindi io dico sempre che la cultura ispira la necessità di approfondire determinate tematiche per crescere individualmente e collettivamente, ma con un occhio che deve essere necessariamente curioso, proprio perché la curiosità è uno stimolo intellettuale e permette di comprendere più e meglio quanto di meraviglioso ci circonda. Io ricordo un'altra cosa importante, facendo una citazione cinematografica: La grande bellezza, uno dei film più famosi dei tempi recenti del nostro cinema. Ecco, la grande bellezza è l'Italia intera, dei 1000 campanili, dai mari ai monti, ai laghi, quindi una scoperta continua. Faccio una digressione personale: quando studiavo all'università a Bologna ero entrato in una compagnia di studenti americani e ogni giorno, quando giravamo per la città delle Due Torri, vedevo nei loro occhi una cosa che forse noi italiani non avevamo fino in fondo, cioè lo stupore, la meraviglia, la capacità di apprezzare e di conoscere queste bellezze che sono millenarie. Quando poi in tempi più recenti sono andato per la prima volta nella mia vita a New York, mi ha fatto sorridere una guida che ci raccontava della chiesa più antica della città bellissima di New York, che aveva poco più di 300-400 anni. Per noi è nulla, noi abbiamo una civiltà, come noto, millenaria, ultrasecolare, e quindi abbiamo nel DNA la capacità di poter approfondire e vedere davvero con quegli occhi curiosi di cui parlavo prima tutto quello che di meraviglioso e di incomparabile ci circonda. Faccio un'altra digressione, qui è più politica e, se vogliamo, anche giuridica.
c'è una norma della nostra Costituzione repubblicana del 1948, l'articolo 9, che stabilisce proprio il compito della Repubblica di promuovere in tutte le sedi, a tutti i livelli istituzionali, la conoscenza di questo immenso patrimonio di cui disponiamo e di cui dobbiamo essere fieri, orgogliosi e considerarsi anche fortunati di questo ben di Dio che ci circonda. Ecco, io ho cercato di interpretare nel piccolo grande della città capoluogo delle Dolomiti questo compito istituzionale, quello cioè di far apprezzare a tutte e a tutti, bellunesi e non solo bellunesi, quello che di storico, di intrigante sotto profilo intellettuale e di meraviglioso sotto profilo estetico ci circonda, perché ho riscontrato che a volte, non tanto per fortuna, i cittadini non hanno la conoscenza piena della storia della città, e quindi il compito è proprio quello, dal punto di vista nostro come rappresentanti pro tempore delle istituzioni, di far conoscere, approfondire le tematiche, di apprezzare e quindi di vedere con uno sguardo d'insieme veramente fino in fondo tutto quello che ci connota, che ci contraddistingue e che fa essere noi come cittadini davvero orgogliosi di quello di cui disponiamo. Una conoscenza, giustamente l'ha detto anche lei, Assessore, che punta anche a una cultura popolare, per certi aspetti promossa in giro per il mondo, andando a visitare le comunità dei bellunesi grazie anche al duo Bellumat. So che quest'anno c'è stata anche una interessante iniziativa nata e voluta e presentata nel capoluogo bellunese, ma che poi è andato in un altro contesto davvero internazionale. Se ne vuole accennare, Assessore? Assolutamente sì, e ti ringrazio, Marco, della domanda molto pertinente. Intanto il metodo, relazioni, collegamenti, alleanze, coordinamenti tra istituzioni diverse, in questo caso specifico tra il mondo universitario, l'Università di Padova, il DAMS di Padova, e anche poi, quando poi abbiamo portato questa esperienza cinematografica e ancora una volta culturale fuori dai confini provinciali, il mondo del cinema attraverso la manifestazione, l'81esima rassegna della Mostra del Cinema di Venezia, in sinergia nello specifico con la Coldiretti, perché l'approccio, come dicevo prima, deve essere un approccio di insieme in relazione a tante altre realtà che hanno un obiettivo comune, quello di far diffondere la conoscenza e fare, scusate se torno sul punto, apprezzare la cultura, che io considero da sempre cibo per l'anima e un modo eccezionale di elevazione spirituale, individuale e collettiva. E quindi che cosa abbiamo fatto con il mitico professor Mirko Melanco e tutti i suoi collaboratori? Di creare una sinergia di modo tale di avere un prodotto che raccontasse la storia dei Bellumat, di questo gruppo musicale, di questo duo così famoso anche e soprattutto fuori dai confini nazionali, e di farlo apprezzare al pubblico. E quando io vedevo le immagini e ascoltavo le affermazioni dei due protagonisti, vedevo in chi guardava e ascoltava a mia volta le lacrime, perché erano episodi di vita vissuta, di quel pezzo di Italia, di italianità che noi ha portato in Sud America piuttosto che in altri continenti, per mantenere forte e duraturo quel legame che è in realtà dal punto di vista spirituale indissolubile tra la comunità di appartenenza, i bellunesi, e chi è emigrato per mille ragioni nel corso degli ultimi 2 secoli altrove, portandosi però nel cuore, nella mente e nello spirito quella origine di cui dobbiamo tutti andare fieri. Quindi è stata un'operazione culturale a tante sfaccettature, quella nostalgica proprio per riannodare quel filo, quel legame tra le comunità qui a Belluno nelle Dolomiti e oltreoceano, ma anche propriamente culturale, perché i Bellumat hanno portato la cultura italiana, veneta e bellunese ben oltre i confini dell'Europa, e quindi è stata un'operazione, io credo, se vogliamo anche di coraggio, ma certamente meritoria, perché ha fatto conoscere Belluno e la sua popolazione così vivace, intellettualmente stimolata e stimolante al di fuori delle nostre meravigliose montagne. E poi c'è l'aspetto, come dicevo prima, sentimentale, perché i Bellumat hanno rappresentato quel legame di tradizioni che non si può e non si deve spezzare mai. Quando poi siamo andati meno di un mese fa alla Venezia, alla Mostra del Cinema internazionale, approfittando di una kermesse, di un parterre così prestigioso e importante, ecco, io ho avuto l'orgoglio come cittadino prima e amministratore
l'imperatore poi di portare la testimonianza di questa storia che risale al 1972 in un altro contesto, in quella abbinata, in quella proficua forma di collaborazione tra la montagna e il mare, tra Belluno e le Dolomiti, Venezia e la laguna. Ecco, credo che sia stato per merito di tanti, di molti, apprezzato e vissuto con intensità. Ecco, questo credo che sia il compito di un politico con la P maiuscola, quello cioè di essere orgogliosi delle proprie tradizioni, della propria terra, e di portare questo patrimonio di bellezza e di conoscenza a tante persone vicine e lontane, rappresentando quello che è il senso di una comunità che è profonda come comunità, e il senso è radicato in ciascuno di noi. Un altro legame interessante viene dato anche dai patti di amicizia, gemellaggi che diversi comuni nel territorio bellunese e veneto hanno fatto nel passato e continuano a fare tuttora. E un ultimo, soprattutto parlando del capoluogo bellunese, riguarda anche sempre comunque la cultura e l'arte, con un affresco che è stato inaugurato proprio una settimana fa all'interno delle scale mobili che collegano il parcheggio di Lamboi ovviamente al centro della città. È voluto, assieme al supporto del Rotary Club di Belluno, tra la città di Belluno e la città di Bend. Che cosa rappresenta questo affresco, Assessore? Ma io guardo al significato intrinseco dell'affresco, al di là della bontà artistica dello stesso. Rappresenta ancora una volta questo filo conduttore comune, questa amicizia, questa relazione, questa special partnership, per dirla all'americana, tra due comunità piccole nelle dimensioni ma grandi nell'anima e nel senso di vivere. Mi riallaccio in questo senso ai tre elementi che caratterizzano, a proposito di cultura, manifestazione prossima a iniziare oltre le vette, giunta alla 28ª edizione, il filo conduttore di questa manifestazione che parla di uomini e di montagna. I tre termini che la contraddistinguono per il 2024 sono il filo, il filos e il filò, cioè il filo dei legami e delle tradizioni. Ancora una volta evidenzio il rapporto tra il pubblico e il privato in una sinergia proficua a beneficio della collettività. Il filos è l'amore, anche questo è un concetto già espresso, cioè l'amore per la propria terra che va a sua volta poi trasmesso agli altri, per far capire quanto dobbiamo essere orgogliosi di quello che sono stati i nostri padri, i nostri nonni, i nostri bisnonni e a ritroso. E poi il filò, il senso di una comunità che si ritrova. L'immagine è quella di un freddo inverno in cui i nonni, i padri, i figli e i nipoti si ritrovano di fronte a un focolare, si raccontano, come accadeva qualche anno fa, le storie, quello che è accaduto durante la giornata lavorativa sui campi o sulle montagne, per trovare quel senso di idem sentire, quella comunità che a volte forse oggi si è persa. Leggevo qualche tempo fa un libro di Zygmunt Bauman, un sociologo, filosofo polacco, la cui definizione calzante della società moderna contemporanea è quello della società liquida, di una modernità in cui non ci sono più valori. Ecco, quella manifestazione che inizierà fra pochi giorni, il 3 di ottobre, il 3 e il 4 di ottobre, cioè oltre le vette, e quello che abbiamo cercato di fare con l'affresco lungo le scale mobili, ben visibile a qualunque cittadino che verrà in visita o per lavoro, quindi per diletto o per professione a Belluno, e quello che abbiamo fatto poi a Venezia, rappresentando con orgoglio, ripeto, la nostra città, è tutto collegato, cioè tutto si tiene, perché io credo che per agire a tutti i livelli con compiti diversi ci debba essere fondamentalmente una passione, che è poi quel filos di oltre le vette, cioè l'amore per chi siamo e per quello che rappresentiamo e soprattutto da dove veniamo. Assessore, ancora una domanda, anzi due per l'appunto. La prima riguarda sempre, tornando al PNR del turismo delle radici, questo progetto voluto dal Ministero degli Esteri, che ovviamente ha il primo obiettivo di fare riscoprire questi borghi, queste borgate a questi discendenti affinché possano venire come turisti, ma un secondo obiettivo è quello che cercare di far ripartire questo amore a questi discendenti affinché possano rimanere in queste terre che, lo sappiamo tutti, purtroppo stanno vivendo un momento difficile, come lo spopolamento in primis, il territorio di montagna, ma di conseguenza anche il nostro paese a livello nazionale. È un messaggio che può dare a questi discendenti perché vengano qui sia come turisti, ma che cosa potrebbero trovare per decidere di rimanere qui anche con la famiglia per cercare un futuro in un territorio come può essere quello della provincia di Belluno e nel suo caso del capoluogo bellunese? Ma intanto la possibilità sicura di riscoprire le proprie radici.
quindi di fare un tuffo nel passato per capire più e meglio il presente e valutare il futuro. E poi io credo che, al di là di quello che ci siamo detti prima, caro Marco, cioè delle bellezze naturalistiche e storico-artistico-architettoniche che ci circondano, l'altro aspetto è proprio la qualità della vita, perché Belluno da sempre è in testa a tutte le classifiche per la qualità della vita secondo tanti parametri. Di recentissimo, avendo io anche la delega alla sicurezza oltre che alla cultura, ho visto con piacere che la provincia di Belluno, la città di Belluno in particolare, è ai primissimi posti in tema di sicurezza e di indice di criminalità, che quindi è molto basso. Quindi fondamentalmente uno dei motivi è quello di trovare una dimensione umana in una città così frenetica come quella di oggi, dove si vive bene, dove le opportunità ci sono comunque, basta cercarle con quegli occhi curiosi di cui parlavo prima, e quindi è un modo anche per vincere la ritrosia a vivere nei borghi piccoli, perché io sono convinto che nelle città medio-piccole quanto a dimensione e popolazione si viva meglio che nelle grandi città, nelle megalopoli. Ecco, quindi io l'invito che faccio, so che è un tema complesso che ha tante sfaccettature, economica, sociale, politica, anagrafica, però credo che l'invito è quello di riscoprire le proprie radici, cercando di vivere, provando meglio a vivere in un contesto sano, salubre, dove le relazioni umane esistono ancora, dove non c'è alienazione, dove c'è ancora il senso dei valori e del rispetto per sé e per gli altri. E poi questo sembra quasi banale dirlo, ma va riaffermato. Noi siamo, credo, dal 2009 una città inserita in un territorio incontaminato patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ecco, quindi c'è anche questo ulteriore elemento, c'è un connubio tra la natura e l'aspetto umano che permette di dire che Belluno e la sua provincia sono delle terre meravigliose per viverci, per sé e per i propri figli e i propri nipoti. Cosa chiedere ancora all'assessore Raffaele Damiano? Beh, di lanciare un saluto a tutti i suoi concittadini che in questo momento ci stanno ascoltando, ci stanno guardando. Prego, assessore. Beh, intanto invito tutti a venire a Belluno fra pochi giorni, a venire a Belluno sempre, ma in particolar modo fra pochi giorni per la rassegna storica di Oltre le Vette sul tema a 360 gradi delle montagne, e poi di considerare Belluno come la porta delle Dolomiti, dove appunto la qualità della vita è eccezionale e dove vale veramente la pena vivere per riscoprire chi eravamo, chi siamo e soprattutto chi saremo. Grazie davvero, assessore. Grazie a voi. È stato un piacere, una piacevole chiacchierata qui negli studi di Radio BM con l'assessore del Comune di Belluno alla Cultura Raffaele Damiano. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata e noi ci risentiremo prossimamente con altri protagonisti, altri nostri messaggeri, ambasciatori della bellunesità e in questo caso del Veneto, grazie a Italia Veneto. Grazie ancora, assessore. Grazie Marco e buona giornata a tutti e a tutti voi. Grazie ancora.